Infortuni sul lavoro in lieve calo, meno 0,72% in Friuli Venezia Giulia nel 2024 rispetto all'anno prima. Gli incidenti sul lavoro con esito mortale sono passati da 22 a 19. Sono i dati dell'INAIL durante la tappa del ciclo di incontri sul territorio, presente il direttore generale Marcello Fiori. Un piccolo ma significativo calo sia sul numero di incidenti sul lavoro che sul numero dei decessi. Non siamo soddisfatti perché ogni incidente è un dramma, ogni morte è una tragedia che riguarda la persona colpita, la sua famiglia, il suo datore di lavoro. Quindi il nostro obiettivo è, attraverso la prevenzione, la formazione e il coinvolgimento di tutti gli attori e le parti sociali, di ridurre il più possibile il numero di incidenti e di morti sul lavoro. L'INAIL inoltre sosterrà l'edilizia sanitaria nelle regioni. Al Friuli Venezia Giulia sono stati assegnati oltre 182 milioni e spetterà alla Regione stabilire le priorità di intervento. Ora la Regione dovrà farci avere l'elenco delle priorità degli interventi che intende realizzare e nel momento in cui riceveremo i progetti INAIL provvederà alla gara d'appalto e alla realizzazione delle opere. Fiori, nella sua visita a Trieste, ha incontrato anche il presidente Massimiliano Fedriga, con cui ha stabilito alcune linee di intervento come attività comuni sulla ricerca verso nuovi materiali, dispositivi e macchinari che contribuiscano alla sicurezza sul lavoro, oltre a tanta formazione sulla sicurezza nelle scuole superiori, partendo dalla Carta di Lorenzo. È stato un esempio dal quale culturalmente siamo partiti per fare in modo che in anticipo anche con la recente legge del Parlamento in Friuli Venezia Giulia si sperimentasse la possibilità, grazie a un protocollo d'intesa dell'INAIL con la Regione, la formazione già nelle scuole superiori legata alla sicurezza e alla salute nei luoghi di lavoro. Continueremo a farlo con tutti gli studenti che saranno le lavoratrici e i lavoratori di domani.